Eder. Mech. Pallister. Il caso della morte di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, continua a suscitare interrogativi e a catalizzare l'attenzione degli inquirenti e dell'opinione pubblica. Una recente svolta nelle indagini ha riportato al centro della cronaca il marito della vittima, Sebastiano Visintin, formalmente indagato per omicidio volontario. Una perquisizione di 9 ore nella sua abitazione ha portato al sequestro di centinaia di coltelli, alcuni indumenti e un paio di guanti in stoffa, che si ritiene l'uomo potesse aver indossato il giorno della scomparsa della moglie. Questi elementi, secondo gli investigatori, potrebbero essere cruciali per chiarire le circostanze della morte della donna, avvenuta per soffocamento, come stabilito dall'autopsia. Tuttavia, a distanza di quasi 4 anni, quali risposte possono davvero emergere da questi reperti? Un'analisi dettagliata, arricchita dalle parole dell'esperto Dario Redaelli, ex sostituto commissario della Scientifica di Milano, getta luce sulle complessità investigative di questo caso. La perquisizione nell'abitazione di Sebastiano Visintin, avvenuta pochi giorni prima del 15 aprile 2025, ha rappresentato un momento cruciale per l'inchiesta. Gli inquirenti, guidati dalla Procura di Trieste, hanno setacciato la casa dell'uomo, un ex fotoreporter di 73 anni che negli ultimi anni si è dedicato alla professione di arrotino. Durante l'operazione, durata circa 9 ore, sono stati sequestrati centinaia di coltelli e altri utensili da taglio, alcuni indumenti, tra cui un maglione e un paio di guanti in stoffa. Questi ultimi, secondo le ipotesi investigative, potrebbero essere stati indossati da Visintin il giorno della scomparsa di Liliana. L'obiettivo principale degli investigatori è verificare se una delle lame sequestrate possa essere compatibile con il taglio del cordino che chiudeva il sacco della spazzatura in cui era avvolto il corpo della donna al momento del ritrovamento. Il 5 gennaio 2022, Dario Redaelli ha offerto un'analisi tecnica delle indagini in corso. Bisognerebbe comprendere quali dati siano attualmente nelle mani degli inquirenti, ha dichiarato l'ex sostituito commissario. La morte di Liliana è avvenuta per soffocamento, non per un'azione legata all'utilizzo di armi bianche. Tuttavia, è possibile che sulla salma siano state riscontrate ferite da taglio, anche non mortali, che giustifichino il sequestro delle lame. Gli investigatori potrebbero voler accertare la presenza di tali lesioni o confrontare le lame con il taglio del cordino del sacco. Redaelli ha sottolineato che, in ambito autoptico, il confronto tra un'arma sospetta e una ferita è una prassi consolidata, ma i risultati dipendono dalla qualità delle tracce disponibili. Uno degli aspetti più complessi dell'indagine riguarda la possibilità di ottenere informazioni significative dai coltelli sequestrati. Considerando il tempo trascorso dalla morte di Liliana, gli inquirenti stanno cercando eventuali tracce residue sulle lame, come fibre del cordino o materiale biologico, che possano collegarle al sacco della spazzatura in cui era avvolto il corpo. Tuttavia, Redaelli ha evidenziato le difficoltà di questa analisi. La compatibilità tra una lama e il taglio del cordino non rappresenta la cosiddetta pistola fumante, ha spiegato. Ci sono molte variabili da considerare, soprattutto dopo quasi 4 anni. Una compatibilità potrebbe essere un indizio, ma, come sancisce la Corte di Cassazione, gli indizi devono essere valutati nel loro insieme, come molliche di pane che si aggiungono ad altri elementi. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dalla professione di Visintin. In qualità di arrotino, l'uomo potrebbe aver affilato o modificato le lame nel corso del tempo, alterandone le caratteristiche originarie. Se con questi coltelli avesse tagliato un lamierino, come nel caso di Unabomber, le lame potrebbero recare tracce analizzabili, ha precisato Redaelli, ma nel caso del taglio di un cordino, la filatura potrebbe aver modificato la lama, rendendo vane le comparazioni. Gli inquirenti si troverebbero davanti a un oggetto con caratteristiche diverse rispetto a quelle di quasi 4 anni fa. Tuttavia, Redaelli ha aggiunto che è possibile determinare se una lama sia stata modificata. Analisi fisico-chimiche possono rivelare se una lama è stata recentemente affilata,
valutando l'ossidazione o le caratteristiche del materiale. Ha spiegato: ad esempio, una lama in acciaio mostra segni di ossidazione meno evidenti rispetto al ferro, ma il tempo lascia comunque tracce visibili. Oltre ai coltelli, gli inquirenti hanno posto sotto sequestro alcuni indumenti, tra cui un maglione e un paio di guanti in stoffa. Le analisi su questi reperti si concentrano sulla ricerca di fibre che possano corrispondere a quelle rinvenute sul corpo di Liliana o sul sacco della spazzatura. Redaelli ha paragonato questo tipo di indagini a quelle condotte nel caso di Yara Gambirasio, dove fibre rinvenute sui sedili del furgone di Massimo Bossetti furono confrontate con quelle degli indumenti della vittima. In questo caso, potrebbe esserci una compatibilità con le fibre del maglione di Visintin, ha detto Redaelli. Tuttavia, per parlare di una prova, bisogna fare molta strada. Liliana era la moglie di Visintin, e un contatto con i suoi indumenti potrebbe essere avvenuto in qualsiasi momento prima della morte. Un elemento a favore degli inquirenti è la resistenza delle fibre tessili al passare del tempo. Non vi è un decadimento della traccia dovuto al tempo, ha chiarito Redaelli. Le fibre, spesso di origine naturale ma lavorate per durare, possono essere individuate anche a distanza di anni. Questo non è un confronto genetico, ma un'analisi fisica che può fornire indizi significativi. Tuttavia, la convivenza tra Liliana e Visintino rende complessa l'interpretazione di eventuali corrispondenze, poiché un trasferimento di fibre potrebbe essere accidentale e non necessariamente legato al crimine. Un ulteriore elemento riguarda un presunto video registrato da una GoPro, che Visintin avrebbe utilizzato il giorno della scomparsa di Liliana per documentare un giro in bicicletta. Secondo alcune indiscrezioni, questo filmato potrebbe contenere dettagli compromettenti, ma non sono stati forniti chiarimenti ufficiali. Redaelli non ha commentato direttamente sul video, ma ha sottolineato l'importanza di valutare ogni elemento nel contesto dell'indagine. Gli inquirenti devono considerare tutti gli indizi come parte di un mosaico, ha ribadito, suggerendo che anche un video, se autentico, dovrebbe essere analizzato in combinazione con altre prove. Nelle ultime 24 ore, il caso ha continuato a generare attenzione, sebbene non siano emersi aggiornamenti significativi che modifichino il quadro descritto. Secondo un post su X della trasmissione Ore 14 di Rai 2, gli avvocati di Visintin, guidati da Paolo Bevilacqua, hanno richiesto una superperizia per approfondire gli accertamenti sui reperti sequestrati, sottolineando le precarie condizioni di salute dell'indagato. Fanpage.it ha riportato che la difesa sta insistendo per ulteriori analisi tecniche, probabilmente per contestare la validità degli indizi raccolti durante la perquisizione. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovic, coordinate dalla PM Ilaria Iozzi, si trovano a un punto di svolta, ma il percorso verso la verità rimane irto di ostacoli. Il sequestro di coltelli, guanti e indumenti rappresenta un tentativo di ricostruire la dinamica dell'omicidio. Ma la natura degli indizi, come la compatibilità delle lame o delle fibre, richiede un'analisi rigorosa e contestuale. La professione di arrotino di Visintin e la convivenza con la vittima complicano l'interpretazione delle tracce, mentre il tempo trascorso riduce la probabilità di ottenere prove definitive. Come sottolineato da Dario Redaelli, il lavoro degli inquirenti si basa sulla costruzione di un mosaico probatorio, in cui ogni elemento, per quanto piccolo, contribuisce a delineare il quadro complessivo. La possibile presenza di ferite da taglio sul corpo di Liliana, la compatibilità delle lame con il cordino del sacco e l'analisi delle fibre sugli indumenti sequestrati sono tutti tasselli che, se confermati, potrebbero rafforzare l'ipotesi accusatoria contro Visintin. Tuttavia, senza una pistola fumante, la strada verso una condanna rimane lunga e incerta. Nel frattempo, la comunità di Trieste e i familiari di Liliana continuano a chiedere giustizia, in attesa che le indagini facciano luce su uno dei gialli più complessi della cronaca recente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.